Abbiamo qualcuno in linea, evidentemente già da un bel pezzo non riusciva a collegarsi. Pronto, evidentemente si tratta di qualcosa di importante, pronto? Oh, Jonathan, ma scusami, ma io pensavo qualcosa di importante. Ma no, guarda. Ma no, Jonathan, ti spiego, abbiamo oggi la linea che scotta, capito? Abbiamo la linea che scotta. Annullavo, magari che fila da luce non va bene, la linea scotta perché insomma chiama tanta gente qui. Andiamo a finire in concerto di musica reggae. Ah, bene, sono contento. Ma neanche di chi fosse il concerto, scusa. Completamente, non arrivavo manco un'era, avevo manco notizia, completamente. Ma guarda, rovista nelle tasche, magari trovi il biglietto. Una cosa, pare pessimo a Luca e Andrea, gemelli del Pino, sono gemelli, pessimo a Luca. Come l'avete perso? Perché ne buttavo Andrea, perché ero molto pessimo, ma ne buttavo Andrea, ci sono Andrea Muninni, poi mi mutai, ci sono Luca Muninni, era sempre Andrea che mi aveva fatto il giro, capisci? Invece mi parevano tutti noi, invece ne buttava uno solo. Ma per cui, roba davanti! se c'è un locale, se state ascoltando questa trasmissione, esatto. se c'è un locale dove ieri sera hanno fatto musica reggae, erano tutti troppo pessi. Esatto, se c'è un certo Luca che sta un gioco con te sementi si tornati che giù, grazie, ma Sopaccio sta cercando, anche perché Andrea per non ci fare capire niente a Sopacci praticamente fa capanne da panna nella stanza di Luca e nel sostanza, capisci? È terribile sta cosa, la finescia, capisci? Io non ci fare capire a Sopacci che Luca non è a casa, ma nessuno da finescia, passavo lì da panna e si cuccava un letto di sofrati. Ma proprio non ricordate niente, io dico ti suggerivo poc'anzi rovista tra le tasche, magari trovi il biglietto d'ingresso di questo posto, di questo locale. Il biglietto penso che già all'Incamacci ci rullava ancora. Che cosa? Ma fa male, non è che era il locale normale che aveva un biglietto normale, il biglietto era stampato da Isla, troppo forti, troppo forti. È bella troppo bella questa idea, effettivamente la tirata troppo pessa, troppo pessa, era finito mondo. E poi a Rialau si faceva una gara, c'era una gara specie di Dottor Wai. Avete sentito Dottor Wai? Certo, come no, figurati che il Dottor Wai è portato in Sicilia e in Calabria dal nostro Giovanni, capito? Ma chi era Dottor Wai, nel senso The Wai, che li metti in The Wai, non era Dottor Wai. Era un altro tipo di gioco, allora. Che si vinceva, si vinceva un lancio con bungee jumping, che non si chiama bungee jumping, si chiama bungee jumping. Non è vero. Picchia elastico, non tu lippo, non dovere, non lo voglio sapere, dove ti allipano quando l'elastico. sei troppo perso, tu puoi allippare un elastico, non senti niente, L'ho capito. Comunque, meno male che pessimo, veramente, meno male che pessimo, perché vincemo buono. Che buono, scusa. Siccome era il locale di Cioppo Pessi, non poteva vincere uno che vinci, vinci uno che pessi. È giusto, guarda, effettivamente devo dare atto che questo ragionamento non fa una piega. Sto locale eri, come ci siamo? Io ci avevo detto una macchina all'Incamacci, preparami una, dici ora poi vanno locali, ni mettiamo, no? Certo. Come ci siamo, che butta fuori ni la prima botta, che non c'era butta fuori, c'era un butta dentro, perché chiamava la gente, diceva Carusi, c'è siti, che fatti vestito, contrario, c'era un butta dentro, non butta fuori. Come una prima volta, arriva un'ondata di fumo, all'Incamacci mi tagliavo, c'è domani l'occhio, mi dissi, io mi voglio trasferire qua, mi voglio portare la residenza da sto locale, certo. che amici a me pacci, non voglio tornare a casa, che situazione drammatica ieri sera, guarda, ti prego. Comunque ne diventiamoci a passare, qualche sera ti va bene, no, io ti ringrazio per l'invito. Facciamo spaccare, ci rivedo, Ma che cosa? Tutta restare un neurone ti spacciamo, prego, ma assolutamente no. Io la sera, insomma, di solito frequento altri posti. Ma la sera mi capita di frequentare dei circoli dove si gioca a canasta, si gioca a bridge con gli amici. Mario, come a canasta invece, è un tipo di gioco. Sembri un circolo, però è un circolo vizioso, però è un circolo, Ho capito. Bello, a me capita comunque in queste sere, soprattutto di Natale, insomma, anche qualche tombola, chiaramente. Certo, con i parenti, con gli amici. Immagino,
peso, mare? Ma perché sei così peso, mare? Come fai a essere così peso senza fumare? Cioè, Io non ti capisco. Ti spiego. Noi ci spindiamo soldi, mare. Non ti capiamo noi. Ma quello storto sei tu, perché in questo periodo la maggior parte della gente trascorre la sera in casa. Fatti giro a cadere che tu sotto arrestassi tu solo, mare, scusa mia. Ora ti stai salutando, mare, la posso dire una cosa? Sì, dimmi. In questa città chi tu trasgressivo, sì tu, mare. Hai ragione. Sei troppo peso.